Il 18 settembre Piazza Cavour si sveglia come in guerra. Nessun ferito. Il crollo di una porzione di calcinacce dell'impalcatura non ha per un caso fortunato causato nessuna tragedia. Ma per le famiglie che abitano quel palazzo e gli immobili attigui è iniziato l'incubo che dura ormai da una settimana. Buttati fuori di casa, sfollati, una valigia in mano e qualche viaggio su e giù a giorni alterni per prendere le proprie cose, giusto e necessario. Nessun sussidio. Ma abbiamo fatto una sollecitazione alla politica locale, quindi all'amministrazione, e facciamo appello a quelli che sono anche i consiglieri comunali che si possa procedere allo sgravio fiscale di tutte le tasse locali per queste tipologie di attività. Al di là del fatto che veramente ringraziamo che non è successo una tragedia il giorno del crollo, ma adesso bisogna ricominciare a far ripartire anche le attività commerciali che loro malgrado si sono trovate in questa paradossale situazione. È una richiesta che è fattibile, ci vuole solo la volontà politica nel volerla fare, quindi facciamo appello appunto all'amministrazione comunale e ai consiglieri comunali che provvedano immediatamente allo sgravio delle imposte locali per le tipologie di attività interessate dalla chiusura appunto del palazzo di Piazza Cavour. Ad appoggiare e sostenere la proposta il consigliere comunale Pasquale Spataro, che sottolinea come l'abbattimento delle tasse sarebbe un intervento tampone facilmente attuabile che dimostrerebbe davvero in modo concreto la presenza e l'attenzione degli amministratori comunali verso i propri concittadini. Per il palazzo interessato dal crollo l'ordinanza di ripristino è emessa dal Comune, per gli altri l'attesa di ottenere un adeguato standard di sicurezza. Bisogna capire perché e come è successo, accertare eventuali responsabilità e soprattutto capire e sapere che non ci siano altri crolli. La Procura ha aperto un'inchiesta come da manuale e si attende la perizia di un tecnico. I tempi si dilatano. Non c'è solo chi è senza casa, sono bloccati nel limbo anche studi professionali ed attività commerciali ed i loro dipendenti. Noi siamo un'attività storica al Viale della Vittoria, io ho 8 dipendenti e noi non sappiamo cosa fare, ci stiamo muovendo per vedere altre soluzioni, ma purtroppo vogliamo capire anche quanto tempo ci vuole per risolvere il problema, tantomeno mettere in sicurezza la struttura sia per noi sia anche per l'intera popolazione, perché secondo me non si può continuare a avere questa situazione, questo palazzo. Speriamo che le istituzioni ci aiutino e ci vengano incontro anche per altre cose e speriamo noi anche di risolvere e capire bene o male quanto tempo ci vuole per muoverci e vedere come continuare la vita, perché è inutile che siamo qui ad aspettare. Speriamo che si risolva tutto il prima possibile.